Inizia oggi la quarta puntata di Amici per Castelfranco, questa iniziativa realizzata dal Comune di Castelfranco per cercare di fare qualcosa in questa situazione assolutamente strana di lockdown in cui tutte le attività culturali sono sospese. Questo è chiaramente un succedaneo, ma speriamo che insomma, questa situazione passi e che ci si possa vedere faccia a faccia su un palco e scambiarci anche delle opinioni in quella sede. Amici per Castelfranco che oggi parla di... Ora, il titolo di questo spettacolo potrebbe essere Le conseguenze delle cose semplici. Chiaramente il titolo l'abbiamo inventato in questo momento, ma non me ne viene un altro di migliore. Allora, vi racconto una storia molto particolare. Diciamo, io sono nato nel 1962 da genitori che erano nati praticamente prima della seconda guerra mondiale, quindi una generazione che è cresciuta lavorando nel vero senso della parola, lavorando molto. E quindi non è che avessero, possiamo dire, una particolare sensibilità, ma non dico per in qualche modo condannarli, semplicemente perché naturalmente non avevano una certa sensibilità per quello che noi oggi chiamiamo arte, perché insomma loro dovevano fare altro e quindi insomma io non è che sia stato avviato diciamo all'arte, anche se mio padre, devo dire la verità, suonava la tromba nella banda del suo paese. Però, insomma, non è che mi abbia detto la musica o il teatro o il dance potevano essere qualcosa che andava bene per te. E quindi, diciamo, la parte artistica da ragazzino non ho mai avuto particolare contatto. Però io sono cresciuto nei favolosi anni 70. I favolosi anni 70 dove probabilmente c'è la più grande musica della storia, negli anni 70, negli anni 80. Io sono cresciuto lì e poi nel 1976, quelli che hanno la mia veneranda età, 58 anni, un'età a rischio, possiamo dirlo, sanno che proprio nel 1976 parte una cosa importantissima per la cultura di quelli della mia generazione, le radio private. E le radio private trasmettevano musica che nel circuito nazionale non si sentiva mai. Io sono cresciuto ascoltando la musica di una radio privata che si chiamava Centro Radio Marostica. È stata la mia grande fucina musicale, delle grandi band, della grande musica, della musica rock. E quindi a un certo punto mi è venuta anche la voglia di cominciare a suonare uno strumento. Perché no suonare uno strumento? Ma io non ho la mentalità di Luca Violetto, da Cittadella, il mio chitarrista, che si impegna nella chitarra, studia, fa tutte queste cose. Io, devo dire la verità, sono pigro. E quindi io cercavo assolutamente uno strumento che fosse il più semplice possibile. Negli anni 70 uscivano i primi dischi di Bennato e Bennato suonava l'armonica. Questo strumento molto strano, molto semplice, assolutamente facile da imparare all'inizio e quindi io ho detto anche a me mi metto a suonare. E sai tu cosa che sono? L'armonica, che era lo strumento più semplice e più economico che c'era, che è la stessa filosofia che praticamente regge nella musica afroamericana, perché i neri d'America quando dovevano comprarsi uno strumento non è che avessero molti soldi, le chitarre se le fabbricavano da soli e gli unici strumenti che potevano comprare dovevano costare poco. Un'armonica come questa costava più o meno $2 e quindi $2 per suonare ci stavano, perché con questo strumento ti puoi accompagnare, puoi fare anche finta, come faccio sempre io, di essere uno che sa suonare. Questo piccolo strumento può accompagnarti e può farti divertire. E talvolta si riesce anche a suonare.
this happening, people had me my crying shame. Well, this is happening, people had me my crying shame. Well, I'm 9 below zero. She put me down for another man. I got all of my money, all of my love in a very thing. I gave all of my money, all of my love in a very thing. Well, I'm 9 below zero. She put me down for another man. And this happened, people had me my crying shame. Well, I'm disappointed, people had me my crying shame. Well, I'm 9 below zero. She put me down for another man. Musica semplicissima. D'altro canto non potevo che innamorarmi della musica più semplice che c'era, perché insomma la musica classica non faceva parte della mia cultura. Quindi mi sono innamorato assolutamente della musica più semplice che c'era. Ma lo dico veramente, più semplice che c'era. Ed è una musica anche molto utile da questo punto di vista, perché il blues, la musica che avete appena sentito ora, è la musica che ti consente nel più breve tempo possibile di passare dalle prove, da iniziare le prove, cioè dal momento in cui cominci a suonare, nel più breve tempo possibile tu passi ad un palco. E questo è il massimo per uno che fa spettacolo, che fa il musicista, che fa quello che faccio io, salire su un palco. E quindi il blues ti consente questa possibilità, questa semplicità, legata anche a strumenti semplici, come l'armonica a bocca. E oltre al blues a me piaceva anche l'altra musica più semplice in assoluto che c'era, e che è la musica che discende direttamente dal blues. Molti dicono il jazz. No, il blues e il jazz, tutti quanti dicono essere padre e figlio, cioè il blues il padre, jazz il figlio.
In realtà non è così, perché la prima testimonianza del blues è del 1903. Cioè la prima volta che uno chiama blues una certa musica accade nel 1903. La prima volta che chiamano jazz una certa musica, cioè la prima persona che chiama jazz una certa musica, accade nel 1903. Quindi blues e jazz non sono padre e figlio, ma sono fratelli. C'è solo una musica che è figlia del blues e questa musica si chiama rock and roll. Il rock and roll è il diretto discendente del blues. Non a caso c'è un famoso musicista che si chiama Muddy Waters che ha intitolato una canzone The Blues Had a Baby, il blues ha avuto un bambino e il suo nome è rock and roll. The Blues Had a Baby, they named it rock and roll. E qui inizia, attraverso il blues, anche in me, inizia tutta un'immagine di cose incredibili, cioè di immaginare gli Stati Uniti d'America. Io sono di quelle persone che sono cresciute immaginando gli Stati Uniti d'America, guardando i film americani, ascoltando chiaramente la musica americana, ascoltando tantissimo blues. Gli Stati Uniti d'America per me erano un sogno e il più grande sogno erano le radio americane. Avere la possibilità di ascoltare le radio americane, oppure le radio che si potevano ascoltare in Europa che assomigliassero alle radio americane. In particolare ce n'era una che si chiamava Radio Luxembourg, che noi ascoltavamo e c'erano questi gruppi che nessuno di noi conosceva e si ascoltava come se fossimo una società segreta, la massoneria della musica. Noi ascoltavamo queste radio che non sentiva nessuno, ascoltavamo questa musica che non sentiva nessuno. E l'America era fondamentale, la crescita della musica americana era fondamentale. Non a caso, voi direte, no, non è vero che il rock and roll è figlio del blues, la musica di Elvis Presley non è la musica figlia del blues, perché Presley è bianco e il blues è nero. In realtà non è così, perché la prima canzone che Elvis Presley incise davvero, cioè il suo primo disco che uscì, è un disco del 1954 che viene trasmesso per la prima volta in una radio di Memphis il 4 luglio del 1954. Il primo 45 giri di Elvis Presley è un pezzo che Elvis Presley copia da un musicista nero che si chiama Arthur Big Boy Kudrup. La canzone è di Arthur Big Boy Kudrup e Elvis Presley la lancia nell'etere. E lui dove l'ha ascoltata per la prima volta? Ascoltando queste radio nere che trasmettevano da posti incredibili. Lui ascolta di notte la musica delle radio nere, perché non ci si può far vedere che si ascolta la musica delle radio nere, bisogna ascoltarle di notte di nascosto. Ascolta il rhythm and blues e ascolta il blues. E quando va a fare la prima incisione e si pone la domanda cosa incidiamo, la prima cosa che gli viene in mente è di andare a incidere una canzone che ha ascoltato alla radio. E la canzone è questa, That's Alright Mama, di Arthur Big Boy Kudrup. Sfortunatamente per voi, io non sono Elvis Presley nel 1954. That's alright, mama, that's alright with you. That's alright, mama, any way you do, oh that's alright. That's alright. That's alright now, mama, any way you do. My mother, she don't told me, father don't told me to. They say, baby girl, isn't good for you. Oh, that's alright. That's alright. That's alright now, mama, any way you do. Well, my mama, she don't told me, father don't told me to.
They say song isn't good for you. Oh, that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway you do. Do 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 do. Oh, that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway you do. La musica rock and roll, gli Stati Uniti d'America, il blues, il sogno americano. Il mio sogno, ma non tanto il mio, anche di qualche mio amico, infatti questa storia si riferisce al famoso mio amico, parlo per un mio amico, è il sogno delle grandi autostrade americane, con in fondo la Monument Valley. Questi percorsi incredibili. Questa era l'America, ma io amavo così tanto la musica, e con me tanti altri miei amici, che il loro sogno non era tanto solo di andare in America, ma di andare nel Mississippi, dove la musica era nata, dove il blues, ma la musica in generale, perché si dice che il blues sia l'origine di tutte le musiche, era nata. Allora, questo riguarda i miei amici, non è più la mia storia, subentra un'altra storia. E il problema di queste persone è di voler andare assolutamente a vedere i luoghi del blues. Bisogna andare assolutamente a vedere i luoghi del blues. E come tutti sanno, un viaggio in America non è che lo fai con la Ryanair. Il biglietto costa abbastanza andare negli Stati Uniti d'America. E il sogno di andarci è forte, forte, forte. Ma ai tempi in cui si sviluppa questa storia, cioè un viaggio in America costava parecchio e quindi bisognava, cioè deve essere un colpo secco. Devi fare un viaggio solo in America con quello scopo. Quindi un solo viaggio nella tua vita in America. E qual è l'unico viaggio nella tua vita che puoi fare così dispendioso e che richieda così tempo? È il viaggio di nozze. Devi andare in viaggio di nozze negli Stati Uniti d'America. È il tuo sogno. Vuoi andare in America, devi andarci per forza nel viaggio di nozze. Qui subentra un problema. Come fai a convincere la persona che sta con te, cioè quella che ti ha sposato, ad andare in viaggio di nozze in America a vedere i luoghi del blues? Che dirgli una cosa del genere, secondo me, se glielo dici prima, incrina un po' il rapporto personale. Quindi bisogna trovare un modo per riuscire a fare in modo che la tua compagna, la tua futura moglie, accetti il fatto di venire negli Stati Uniti d'America con te, nel sud degli Stati Uniti, e per assecondare questo viaggio. E quindi la persona che sta per sposarsi, l'uomo, dico, passa un sacco di tempo a cercare una giustificazione buona perché questo possa avvenire. E pensa che ti ripensa durante una notte, mentre l'uomo si sveglia improvvisamente a causa di questo dubbio che lo assale di come convincere la propria compagna ad andare negli Stati Uniti d'America, improvvisamente gli viene l'illuminazione e capisce quello che deve fare. La mattina successiva va dalla morosa, allora non si viveva insieme prima del matrimonio, va dalla morosa e dice: guarda, ho deciso il viaggio di nozze, faremo 15 giorni di viaggio di nozze. E dove? Dice lei, e lui risponde: ti porto nei luoghi di Via col Vento. Via col Vento, un film così pieno d'amore e di passione che ogni donna
non può sottrarsi a questo incantesimo. Via col vento, le grandi piantagioni americane, con le donne vestite di pizzo, i luoghi meravigliosi, Charleston nel sud degli Stati Uniti, dove dicono essere la città più bella degli Stati Uniti, Savannah, i giardini di Savannah, dove comincia Forrest Gump, posti meravigliosi, e soprattutto le grandi ville neocoloniali, dove incontri questi personaggi che solo nei film americani degli anni 50 puoi trovare. La ragazza, presa subito da questo sentimento, dice: sì caro, che bel pensiero che hai avuto. E lui dice: facciamo la prima settimana in questi luoghi, però la seconda settimana ti porto io a vedere dei posti che mi sono cari. Sì, la ragazza dice di sì, semplicemente perché nella prima settimana si va a vedere i luoghi di Via col Vento, le ville vittoriane che c'erano negli Stati Uniti d'America, città come Natchez, posti meravigliosi, incredibili, ville bianche su questi prati verdi. E la prima settimana come passa così, tra effusioni e contentezza di essere nei luoghi di Via col Vento, ma la seconda settimana è quella dedicata a lui, all'appassionato di blues, che ha passato tutta la sua vita fino a quel momento ad aspettare quei viaggi. E il blues, al contrario di tutte le altre musiche, non è solo una musica, è una religione. Esistono i grandi sacerdoti del blues, esistono i luoghi santi del blues, come Betlemme per la religione cristiana, esistono i luoghi santi del blues. E quindi la seconda parte del viaggio di nozze si svolge in questi luoghi, nel Mississippi. Ma la ragazza non sapeva che gli appassionati di blues hanno un'unica grande passione: andare a vedere le tombe dei grandi musicisti. Quindi la seconda parte del viaggio si svolge in questo modo. Prima tappa, Riverside Hotel a Clarksdale, Mississippi, il luogo dove è morta Bessie Smith. Dopodiché ci si sposta in altri due luoghi leggendari del blues, che sono le due tombe di Robert Johnson, del grande Robert Johnson, che ha due tombe, non si sa bene dove sia stato sepolto, ma è lì sotto. E quindi questa macchina si arresta di fronte a questi cimiteri pieni di tombe e si va alla ricerca delle due tombe di Robert Johnson. Dopodiché si va alla ricerca di un'altra tomba mitologica vicino a Greenwood. C'è la tomba di Charlie Patton in una piantagione, nella Dockery Farms, e anche lì attraversano queste pianure senza niente attorno e si fa questo lungo viaggio per andare a trovare la tomba di Charlie Patton. E l'ultima tappa è la tomba di un grande armonicista di blues. Il suo nome è Sonny Boy Williamson II e la sua tomba si trova a Tutwiler. E dopo aver fatto questa tomba si fa l'ultimo saltino prima di tornare in aeroporto e si va ad Avalon a vedere la tomba di Mississippi John Hart. Questa è stata tutta la seconda parte del viaggio di nozze, una ricerca continua di tombe di musicisti. I due sposini tornano a casa, atterrano all'aeroporto di Roma, poi prendono un altro aereo che arriva a Venezia, atterrano a Venezia, occupano la loro casa e 2 giorni dopo, dal viaggio di nozze, arriva una lettera di un avvocato, ed è l'avvocato della moglie che chiede la separazione.
Luca Violetto ha suonato per voi la chitarra.